Il tema della povertà lavorativa e dell'incapacità molto spesso per molte lavoratrici e molti lavoratori di ottenere un livello di retribuzione che consenta loro di arrivare a fine mese, come si dice, o di poter costruire un progetto di vita, è un tema cruciale nella fase storica che stiamo vivendo, nelle aspettative politiche che questo Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi e spero che insomma il dibattito dentro quest'Aula consigliare sia altrettanto vivace come lo è stato attorno ad esempio al sostegno agli alpini. Perché guardate, è inutile rimarcare il sostegno alle associazioni d'arma quando poi non siamo in grado di dire parole chiave sul futuro che vogliamo dare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi e la capacità che avremo di costruire una società capace di garantire loro una retribuzione giusta. Ora, consigliera Baldin, la ringrazio ovviamente per aver presentato questa mozione. Ovvio che la battuta mi viene facile se magari non avesse mandato a casa il governo Draghi, questa riforma che era al tavolo del governo precedente sarebbe anche stata realizzata prima e in maniera più efficace rispetto alla mozione che lei ha presentato. Questo lo dico perché in politica la credibilità, quando si fanno alcune battaglie così cruciali, ha un suo valore. Allora cerchiamo di capire che differenza c'è tra parlare di salario minimo rispetto a una direttiva europea e parlare di salario minimo così come lei ce lo presenta in questa mozione in un paese nel quale i livelli retributivi non sono basati su un decreto dello Stato ma sulla contrattazione collettiva tra parti sociali e parti datoriali. Questo lo dico perché al netto dello slogan a cui tutti siamo affezionati, le assicuro consigliera Baldin che almeno una parte del Partito Democratico sui temi legati alla qualità del lavoro e delle retribuzioni è molto affezionata da un po' di tempo, bisogna però capire di cosa stiamo parlando, perché è chiaro che nel momento in cui lei auspica la fissazione di una retribuzione minima, dovrebbe anche cercare di aiutarci a capire come incastrare questa retribuzione minima con le disposizioni contrattuali che a livello nazionale vengono definite. Tant'è che la questione sui livelli retributivi minimi era stata impostata dal governo precedente, dal ministro del lavoro precedente, in maniera tale da essere, come dire, coerente con l'impianto di contrattazione in ambito lavorativo che esiste in questo Paese. Allora, i lavori sottopagati non sono tutti i lavori in questo Paese, sono i lavori che ad esempio non sono oggetto di un contratto di lavoro sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, i cosiddetti contratti pirata, che non corrispondono agli standard raccolti dalle principali organizzazioni sindacali e prevedono appunto clausole retributive molto basse. Le retribuzioni non sufficienti stanno, ad esempio, dentro il lavoro povero e il lavoro nero, dentro contratti che non sono coerenti con l'impianto normativo di questo Paese. Le retribuzioni sotto il livello minimo, dunque, stanno dentro tutti quei contratti di lavoro che non sono rinnovati da decenni. Allora, già chiedere ad esempio al governo di insistere per il rinnovo dei contratti, di tutti i contratti, è un argomento, uno strumento attraverso cui noi possiamo concretamente e realmente, finita la campagna elettorale, lavorare per un aumento delle retribuzioni in questo Paese. E dunque è ovvio che la Commissione europea ha fatto una direttiva importante che dovrà in qualche modo essere recepita anche dall'attuale governo italiano, che peraltro sul contratto di lavoro, sui livelli di retribuzione, sulla necessità di garantire una retribuzione minima condivisa con le organizzazioni sindacali non ha ancora proferito una parola, ad esempio, proprio perché le priorità di questo governo non sembrano essere quelle legate alle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Dunque io credo che possiamo naturalmente votare a favore di questa mozione in linea di principio. Credo che però bisognerebbe sempre cercare di costruire una coerenza
tra le proposte che si avanzano e gli strumenti concreti che siamo nelle condizioni di mettere in campo per realizzare tali proposte.